Sono immagini che arrivano dai frutteti del Veneto, quelle che vi proponiamo. Il crollo delle temperature dell'ultima settimana, con minime di poco superiori allo zero, hanno costretto a lunghe veglie notturne gli agricoltori nel tentativo di salvare il raccolto, mettendo al sicuro dal gelo le fioriture. Dopo un inverno con una temperatura media superiore di poco più di 1 grado a quella storica del nord, alla siccità si aggiunge il problema delle gelate che sta colpendo la provincia con danni a macchia di leopardo. A rischio le gemmature di susine, ciliegie nell'Alta Padovana, albicocche, pesche, ma anche quella di meli, peri, kiwi e nei vigneti in avanzata fase di vegetazione dopo questo inverno anomalo. Nell'Alta Padovana si stanno accendendo fuochi per scaldare le piante con speciali ventilatori che mescolano aria calda e aria fredda, creando una barriera protettiva. Nella bassa entrano in funzione gli impianti antibrina che creano una patina su rami e frutticini senza soffocare o bruciare la pianta. Secondo i dati diffusi da Coldiretti, i cambiamenti climatici hanno causato danni per oltre 6 miliardi di euro all'agricoltura italiana, con un clima tendente alla tropicalizzazione che renderà sempre più frequenti manifestazioni violente, sfasamenti stagionali e sbalzi termici significativi.